Questa attività è stata realizzata con s'aggiuto della Regione Sarda, in prentas 2020-2021, lei è regionale 22, de su 2018, articolo 22. In sa puntata di oggi andai in logus de sa Regenta e de sa Marmidda, in sa parte nord de sa provincia de su sud Sardigna. Tutti e due sa regionisi funti famata sa meta pois campus de trigu più bellus e preziosus de s'isola. In sa Regenta a visitai sa necropoli a Domus de Gianasa de Branuefisi, in sa villa de Bramantello. In Gunisi a viri 7 tumbas scavadas in sa rocca già 6.000 anni aoi, in su periodo neolitico. Una dei costas tumbas allogara ancora pinturas fattas con socra rubia. A Goa arzia in sa Marmidda, a un di su paesaggio è caratterizzato per sa presenza de montesi de forma conica. In oggi si andaus in sa giara de Siddi, obiri una de tumbas de gigantisi prummannas e mellus allogatas de tottu sa Sardigna, cussa de sa dome sorcu, e soprattutto un'uragi sa fogaia, fatto a singhizzu de sedadi nuragesa. Seu galaus a Goa a Siddi, obiri sa gresia mesuevali de Santumiali, posta intrus de sa bidda e connota pon architravi con figuras ancora misteriosas. Bene cunoso. Is domus de Gianasa funti i monumentus plus emblematicus de totu su neoliticu sardu. Di due punti 3500 in tottu s'isola, de su Surcisi finzas a Saggadura. Is domus de Gianasa appartenenti a su fenomeno de su ipogeismu, dunque funti tumbas scavadas in sa rocca in sa cultura de Santumiali diozieri, a intrus de su 4000 e arribant a finzas a su 2007 annantisi de Cristo. Is domus de Gianasa podintessi de differenti tipologia. Parteus da cussas plus antigas, commenti custa, chi teniant s'intrada a Puzzu, finzas arribai a cussas de sedadi e Sarramini, cando in s'intrada doi esti unu passadizzu chi es aviri a Goa. Ma chi ni funti Gianasa? C'esti denai ca in sa Sardigna cussas tumbas tenint nominis differentis.
andaus de is gruttigeddas, a sos forreddos, sos furrighesos, sas domos de sas fadas. Ma sa tradizione bolleri chi i gianas o ianas funt feminas pitticheddas cun alisi, duncas chi bolant, chi vaint brullas a is ominis e bivint a intru de custas gruttigeddas. A intrus in prusu tessint in trovajus de oru, a bortas filus de oru. Segundu sa scienzia, custus filus de oru non funt atru ca is filus de sa nàcara, duncas cussa gocciula manna chi s'agattara in is fundalis de su mari. I domus de gianas porint essi a solas, oppuru porint essi pro de una, e inzandus vaint in necropolis. Pensai ca a Montessu, in sa bida de sa baronia, di tenesu pro de 40, oppuru a Anghilu Ruiu, in Salighera. Nosu oi sesu bennius in su sartu de Bramantellu, aondi c'est una necropoli, in unu logu chi dinanta pranu Efisi o s'acqua salida, aondi di due punti 7, 4 in una verra e 3 in s'altra verra. Funt istettias sgavadas a partiri de su Neoliticu mesanu finzas arribai a s'edadi de Sarramini e moi sapere in su specificu is tumbas de sa necropoli. Intraus in una de tumbas, cussas prus antigas, aondi doi est, comente poris biri, s'intrada a Puzzito, duncas si depiant galai de sartu po podi intrai a intrus. Is tumbas podint essi monocellularis, cando tenint scetto un apposento, oppure pluricellularis, cando di tenint pro de uno. Custa tumba tenit de tutte partis, de s'intrada, chi di naraus dromos, a s'anticella, che est una spezia de anticamera de sa tumba, e i cellas a ondi poniant mortus. A portas poros biri puru nicchias, comente cussas, pitticheddas, forse si può ponni i stessus o i broinas de cussu periodu. E tene conto che totu i domus de gianas fiant serradas cun d'una perda chi fadiat de enna. In custa necropoli anti un perau, comente in totu is atru logus, picconis de perda. Poita in cussu periodu, intrus de su Neoliticu, in metallus ancoras non fiant fettius scrovettus. E dunque santi dei più imperai picconis de una perda protostata. Cioè si denai che custa tumba estiete sgavada in una rocca a modi, commenti Sarenaria o Samarna de Arena. In mo intrausu prusa intrus, in s'apposentu prumannu, a undi poniant is corpus, is carenas de mortus. Is tumbas prus antigas tenint una forma simpri meda, circulari. Cussas prus noas, invece, a portas imitant i domus de bius. Proprio tenint sa forma de sa barracca, con su pamentu, sa gropettura, e in prusu a portas dovunt puru colonnas scavadas in sa rocca, chi depint torrai a fai is truncus de linna chi serbiant po conta essa gropettura. In oggi biesu proprio una parte de una colunna chi s'esti sderrutta sa parte de basciu e cussa de pizzus. Chiaramente, sendi una perda a mo' di meda come Sarenaria, s'esti sderrutta in su tempus. A questa parte un'altra nicchia
a un disivori ribiri ancora su un peru de socra arrubia. Socra arrubia o socra groga est un materiale un pera omera in su neolitico, est un ossido de ferro che dovonianta non scetti in murus può fare a vortas avventuras, ma puru in pizzus de scarenas de mortus, poita s'arrubiu a regolare su sanguni, duncas serbiera forzi simbolicamente a torrai a fai nasci su morto. Ai gudavarti invece por esubiri una parte plusarta a un divorzisi ponianta iscarenas dei mortus. Fiat una posizione fetali, cussa che teneus dottus quando seus ancora in sabrenti de mamai, e fiant accompagnaus de su corredo funerario, duncas de dottu cussainas de argida o de perda chi depiant accompagnare su mortu in s'atru mundu. Forse sì, tutta la simbologia de domus de Gianas volir accappiare proprio a sa dea mamai, chi verrà sa dea, s'unica divinità de tutta sa preistoria. E in questa tumbas por eso agattai puru statuettas de dea mamaisi. Oi, por esi biri sopra sa de arti in i museus archeologicus de sa Sardigna. E sa dea mamai viera divinizzata in tutto su Mediterraneo. In Sardigna tenesu su numero prumannu de statuettas de dea mamai de tutto su Mediterraneo de Scuriga Troju. A pranu Efisi agattaus mera tumbas chi funti sciusciatas de sartu. Custu poitta, come ti sonau prima, sa perda e modi dunque s'erosioni de s'acqua de su tempus, oppure proprio s'azioni de s'omini, chi sonaus de sgavadoris clandestinus, anti sgavau de vizus po entrai e divigai is repertus archeologicus. Però naraus chi sa causa de questo sciusciamentu est proprio sa natura. Si sulompisu a sa traverra de sa necropoli, onde due vunti is atras quattro stumpas. Cesti denai ca in oggi bieus erba e terra, duncas forzis nin do vunti atras che vunti a carrajaras e ancora a descoverri, desgavai. Custa è una desprumannas de dottu sul logo. Est una tomba classica, tenne su dromo, santicella e s'apposentu brumanna onde poniant is scheletrus con su corredo funerario. Chiaramente estis derrutta, poita sicuramente s'acqua, come ti sonava prima, ari scavao, arrivato su traballo su o prendida e dunque s'acqua quando proeri prenidi tutto is apposentus. Ancora in certus puntus può subire sa terra che stava rara e serba che cresce in pizzus, puru entus de sa tumba. A intrus de 3500 domus de Gianas, di contaus pru de 200 chi vunti decoraras a intrus. Is afrodigius porintessi incisionis, arrilievus e puru pinturas. Custa tumba teneri pinturas fattas de ocra arrubia. Socra, come ti sonava prima, est un ossidu de ferro
chi s'agattare in natura, poriresti perda, poriresti già in arena. E i simboli che pius rappresentaus in istumbas podint essi motivus geometricus oppure spirali che vunti accappiaus a su cultu de sa dea mamma, e dunque sa vida chi biri sa nascita ma pure sa morti in una visuali immortali de sa vida. Pois antigus sa vida viera unu dundu, dunque tottu torrare a nasci a s'infiniu. In oggi non si comprendi bene, poitta come ti vuoi esibire se stai allogata male, forse si poitta esti a sovertu, forse si poitta punti passaus già ai 6.000 anni degando tanti fatta. Però si vuole riconoscere una specie di T. Secondo gli studiosi, questa T rappresenterà sa gara de su boi con i scorrus, però de maniera mera stilizzata. Su corru de boi o de bacca con sa gara funti i simboli più diffusi in decorazioni de domus egianas del Neolitico. L'ultimo dumba che io decido di visitare è pure gussa Prunoa. Esistette a sgavata di fattisi in sedadi e Sarramini, quando in Sardegna dovianta scultura de Filigosa e a Bealzu, a intrus del su 3012 e su 2007 a.C. In questo periodo somini a Riges Crovetto in Metallus, in primo Sarramini e Goa su Brunzo. Questa dumba è caratterizzata da questa entrata che narra su dromos, che è lungo più di 10 metri, però non è diretto, pare già un ugoloro. Un'altra cosa di importante che vorrei esibire in questa necropoli, sia in sa prima guerra che in sa seconda guerra, funti i arrastus in sa rocca, arrastus forzisi de garro. O, secondo uno scanto de studiosos, custos invece tenenti un valore simbolico. Un'altra isola, onde vorrei agattai arrastos ugualisi, è questa de Malta. E vunti sempre accanto ai domus o comunque a istumbas ipogeicas. C'è denai che Malta e sa Sardegna in su periodo neolitico condividenti su culto a sa dea mamai. La civiltà di Nuragesa è sa cultura dell'antichità di sa Sardegna più spainata, più connota e più importanti. Oggi sceus che funti stetius costruius già in 2000 nuragesi, de sa parte de bascius, capo giossu, arribai fins a capo susu, ascendi poi su centro. A parte i nuragesi, anti costruiu stumbas de gigantis, funti già più de 2000, puzzu sacrus, mizzas e in prusu temprus commentis temprus a Megaron. A parte gusto, depeso contai pure tutti i repertus che oggi può esibire a intrus dei museus. La civiltà di Nuragesa attenta uno scanto dei vasis e nasce in sedadi del Brunzo antico, dunque in su 1800 a.C. Se sta adelantata e cresce fino ad arrivare a sedadi su Verru in su XVII secolo a.C.
Dunque, in uragesi non funti nasciusu di aici, commenti du subieusu o ispainausu in susartu de s'isula, ma dove esistete a una fase de inghizzu che abbiu fra i gai i protonuragesi. E ta funti protonuragesi? Funti strutturas arcaicas che non tenenti ancora sa camera serrada a tolos, ma tenenti a intrusu is passadizzus. Se su lompius duncas in pizzus de sa giara de Siddi, proprio in soru, a undi doiessi su protonuragi savogaia. Su protonuragi savogaia, d'antivato sicuramente in uno già su prus antigu, poita camminendi, vassillendi noi, por esagattai ancora sa mera arrastus de imbirdiniedu, de sussidiana. Ma est in sedade in uragesa, chi somini alla prus arrastus. Questa struttura est dividia in tres partis. A comenzai de sedade su Brunzu mesanu finzas arribai a sedade de su Brunzu nou. Dunque avunti proprio tres corpus accappiaus su un assatru, noso eso a comenzai de gussu prus antigu, po arribai a gussu pru nou. Sono uragi i moi e visitabili. Si vorrenti vai vassilladas proprio intrusu de gustu barcu, comenzendi de un barco viticheddu che due est in bascius con unu vadenti mannu. Chi in uragis sunau funti giai 9000, is protonuragisi funti prus pagu meda, di contaus prus o mancu 300 in tottu s'isula. Sicuramente una parte de cussus funti stettius sderrutus, oppure funti stettius accarragiaus de nuragisi nous. Sa giara est unu monti di origine vulcanica, duncas tottu sa verda che esistette umperata po vai su nuragi savogaia esti una verda che dinanta basalto. Esti una verda adatta mera, po vai monumentus de gustu tipu. Seus intrasu in una des partis prus importantis de sa struttura prus antiga, in su passadizzu, che esti proprio caratteristicu deis protonuragisi. Est tiuvatu con filarisi de verda de una parte a s'atra, chi tenditi però a si stringi a bellavello chi arziausu, finzas a serrai però con spertas mannas. S'agrobettura de gustu passadizzu di narausu di fattisi pratta banda. Esti caratteristica dei monumentus non scetti de sedadi nuragesa prus antiga, ma puru de monumentus megaliticus, chi in Sardegna comparenti giai a partire del Neolitico no, con sa cultura de Santu Miali di Ozieri, a partire pensai già del su 4000 a innantis de Cristo. E seguiti con i dolmen, i sperdas fittas e altre strutturas particolari, come i cromlech, finzas a sedadi e sarramini. Dunque sa civiltà di nuragesa non nasce di aici, spontaneamente tipo Cardulino, ma est invece sa risultau de un processo de adelantamento che durarà uno scanto de migliaia de annos. A un certo punto sa tecnologia nuragesa s'adelantara, passausu de s'agrovettura a prattabanda a Sadolos. Sadolos, po' uno scanto de studiosus, a s'inghizio de so studiu de sa cultura nuragesa dieniera de sa Grecia. I cicas archeologicas hanno ammostrato invece che Sadolos nuragese si prus antica de gussa Rega o Micenea. Se entraus in sa parte narasu noa de su nuragi savogaia. E sti gussa che deniri s'apposento ancora serrau, proprio con s'agropettura a Tolos. S'apposento esti de forma circolari, esti mannu paressi 6-7 metri di diametro e esti artu già i 4 metri.
E come ti antivato a fare questa camera? D'antivata vonendi filarisi de verda, tipo aneddusu, chi funti vostusu uno in pizzo e satro. Però in sa fasi plus antiga perdas non funti traballatas bene, funti spozzatas. E a intrusu vuole subire, a intru de novilari e satru, perdas pro piticheddas. Ancora plus a intrusu, dove esti sa terra, dunque non esti proprio un muro a bullo, un muro a sicco. E questo aneddusu tendenti a si slanciri a bellavello ghiarziasu, finzas a pizzusu. Esti gusto su segreto de s'edilizia nuragesa. Esti gusto chi si spantara de brusu cando entrausu a intrusu de un nuragi. Chi nuragisi prus adelantausu teniant tres apposentus, postus unu in pizzo e satru, cussus prus anticusu, commenti cussu de s'avvogaia, teniat ascetti un apposento. Ed eo mi so posto proprio in su cuccuru de questo apposento con una perda manna chi serrara sa provettura. E iniziandosu in oggi due via. Dubbiesi questo circolo de perda sicuramente fiat una specie de barracca. Scette a Goa, in Uragesus anticumprendiu che carragenti questa barracca podiant ottenni un altro apposento e eici finzas arribai a sud de Tresi. Sa giara esti, come ti usano primo, un monte di origine vulcanica, che generalmente esti prato in su cuccuru. Nunca sa danti scioperaus anticus, poeta viera facili a fraigai, poeta due viera sa verda, povai edifizius, ma dove è un altro motivo, poeta tanti scioperau. Poeta dei noi, su panorama, esti mannu meda, renesceus a biri tutto s'arresto de sa giara, ma chi gettaus sogo in sa parte de capo e susu, poreus controllai bene tutto sa brana de sa marmita. Inzandusu è facile a pensare che una disfunzione, desprotto nuragisi, ma puro dei nuragisi, fiara gussa de controllai tutto sul logo a in giro. E toccherà nai puru che dogna nuragi esti in comunicazione visiva con is atrus, finzas a controllare tutto s'area. Certo, is resorsas de susartu vianta a capiaras a sa messaria. Is terrenisi funti fertilis meda, duncas già in sedadi nuragesa, forcisi, in noi cultivanta già su trigu e altrus tipus de resorsas che serbiant a fare annantisi sa civilidadi. Bogau cussu de s'avvogaia, in totu su pranesidi contaus 15 nuragisi. Postus gedottus proprio in soru de sa giara. Prus a intrus agattaus atrus edifizius, sempre de s'edadi nuragesa, come barraccas e puru dumbas de gigantisi. Sa dumba de gigantisi de sa dome sorcu esti una de sprumannas e de mellus allogadas de totu sa Sardigna. Esteti edificada a partire de su bronzu mesanu, duncas in su 18 secolo annantisi de Cristu, finzas a su de 15 secolo annantisi de Cristu. Esteti avata de manera proprio nuragesa, ponendi filarisi de verda unu in pizzu de satru.
Isperdas che imperau da sante agattadas in noi, poiché sicuramente è una materia prima che non mancata. Funti mannas a meta, e è proprio una cosa che spantata. Poiché teneus sapere ago in pizzus una de isperdas prumannas imperadas po fregai monumentus nuragesus. Non est unica, poiché atras tumbas de gigantis dove funti in pizzus, ma non funti bene allogadas come in custas. Deppe pensare che agoa del 1820 con sedito deschiudendas anti sciusciau un sciacumannu de nuragis e de barraccas po vai murabullus. E duncas meda monumentus non funt arribaus finzas a nosu. Però sa tumba presentarà già tutte le caratteristiche e le parti tipiche delle tumbas de giganti. Dunque, sa parte innanti con sesedra, le scariras in basso e su passadizzo funerario. Sa cosa che è più caratteristica è su nomini. Poiché sa nome del sorcu è un nome spenna umera, è un perau po' in uragis e tumbas de giganti. Sa domu, banda bene, sorcu significa una figura della mitologia, dei divinidades, del mondo antico. Sorcu est proprio una divinidade dell'inferno, dell'oltretomba. Dunque, voi tanti vostro questo nome. Sicuramente pomori de ispertas a mannas, poiché sorcu est immaginau come un nome mannumeta. Ma dove è pure una cosa cappiata sul sincretismo religioso. Quando in Sardegna arriva il suo cristianesimo, i sardus non diventano subito cristiani, ma ancora abbiamo che in età medievali dovuti a rituali accappiati al suo paganesimo. Forse questo nome viene apposto proprio per incistesiare i sardus, per demonizzare monumentus che sa gente ancora frequentata proprio per vai a rituali sacros. Se sarziasu in sa parte de Vizzus, onde vorresu bene biri tutto isperdas de sa prata banda. Difatti, questa tumba de gigantis est una via de mesu, entrus de cussas ciclopicas e cussas megaliticas. Custa perda, questa è una de sprumannas, forse di sa prumanna, umperada po edificai monumentus nuragesus. Ara pesai e sigrai a su mancu 10 tonnellatas. De Vizzus può subire pure bene sa forma di questo edificio. Tutti i tumbas dei giganti tengono una forma precisa, dunque su passadizzo tenere sa forma rettilinea, si serra con s'absidi, in sa parte dei nantis invece tenesu due alas, una mano manca e una mano diretta. E queste due alas, come esunao a trasbortas, servinti po contennis a ritualis. Via de sartu, po is archeologus, questa tumba rappresenterà su bronco e scorresu de su boi. Ma dove è un'altra scuola di pensamento de archeologus, che accappianta invece sa forma non a cussa masculina, ma a cussa femminina. Forcisi, difattisi, sa tumba dei giganti, altro non esti chi s'abbrenti d'essa de amamai. Chi depperi pigai is corpus, is carenas dei mortus, po dus torrai a fai nasci. Poi entrai a entro del suo coro de sa tumba, depois utruessai senna, che tenere s'architravi, è una tecnica che dinanta pure trilite, poiché tenere due aspertas in bascius e una in pizzus. E cominciaso già a biri
isperdas de su passadizzu, funt illastras postas unu in pizzu e s'atra, chi tendinti a si slangiri a vellavellu ghiarziasu, finzas a serrai con sa banda. Una particolaridade di questa tumba est questa nicchia a manu manca o chi n'intra, chi non servirà po' ponni is carenas de mortus, ma sicuramente po' ponni broinas e testus, tutto su corredo funerario chi servira po' dai una un degno interro a immortus. I scheletrus funt istettus agattaus in is atras tumbas de gigantis in su pamentu, in bascius, a portas unu in pizzu e s'atru, e non teniant distinzioni de edadi, funt a mascus o femminas, e a portas custas tumbas allogant, pensai, prusu de 100 carenas de mortus. In gente agattau ero su pamentu, chi vi ha fatto de un imperdau sempre de basaltu, chi servira proprio po' vai poggiai is carenas. E agora chi su camminau pro de 10 metrus, a intrus de sa tumba arribaus a s'accabbu. S'accabbu est rappresentatu proprio de custa perda manna ficchida in sa terra. Ma sa tumba, in sa parti de afforas, sighiri po' atru 3 metrus. Sa parti più importanti comuncas a parrara gusta. Sa parti chi depiera essi serrara totalmente, difatti in mo intrarà luci de sa parte de vizzus, poitta uno scanto de verdas si difunti andaras o da santi proprio bocatas. Ma in origine, in età di nuragesa, quando si intrarà a intrus de una tumba de gigantis, pariata de essi a intru de una grutta, poitta deppiatessi forti su sentidu accappiau a sabrenti de sa dea mamai. A calai de Saggiara, de Siddi, poresi fai una tappa in Sabidda. Est una bidda pitichedda, de uno scanto de centinaia de bividoris. Ma a parte i testimonius de sedadi preistoriche in Nuragesa, chi doi punti in Suvranu, a intrus de Sabidda poresi fai visita a sa gresia de Santumiali. Est una gresia de dadi mesuevali, fatta quando Sabidda fadia parte de su giuigau d'Erborea, fadia parte de sa parte dell'Acana, con i gusta de Casteddu. In oggi femus in sa corradoria de sa Marmidda. Sa gresia è stata fatta in età mesuevali, in su 1200, in un cucuru, in un monticeddu che dinanta proprio Santumiali. A foras de sa gresia pure subiri perdas de nuragi, funti mensolonis de basalto. Forse si doviera noi o un nuragi o altro edifizius sempre de cussedadi. Generalmente, quando agattaus una gresia intitolata a Santumiali, due punti probabilità che in cui si doviera un tempio più antico. Sa raffigurazione de Santumiali est gussa che biri s'arcangelo con sa spada o con sa lancia chi pungiri su demonio, che esti su coloro o uno drago.
Dunque, Santumiali rappresenterà sa vincita del su cristianesimo in pizzus del su paganesimo. Imoi però bieus una perda artistica chi doiesti in s'intrada de sa Cresia. In su Mesoevu, commenti sa maggioria de s'antichidadi, su populu non sciera ni ligi ni scriri. E dunque sa toccada a spricai sa religioni con opras artisticas, commenti pinturas o sculturas. Santumiali tenneri s'architravi con una parte de sa religione cristiana. A partire de manca biesu una figura umana posta pesi a susu. Probabilmente rappresenta Luciferru, candun darrueri in di galara in s'inferru. Prusa deretta un'altra figura umana, maschili, chi banda religia a commenti s'arcangiulu Miali. A su centro un'altra figura maschili, chi forse si rappresentara su Deus Babai. In sa parte de deretta una figura di un uomini e una de una femmina. Bandant ligius a commenti Adamo ed Eva. In sa puntata Chieneri, eus andà in sa regione de Susinisi, in sa costera centro-occidentali de s'isula. Eus a cuminzare su viaggio nostru visitendi su novenario de Santus Repatori, in su comune de Gravasa, connotto po sa cursa de s'iscruzzu, chi si vari d'ogni anno in su mese Capodanni, ma puru po si pogeu sacru, e poi si stettiu un uset de uno scanto de film western in is annus 60 de su 900. Tengunisi, eus andà in su sito archeologico de Darrus, uno dei prus connottus de sa Sardigna, e in sa gresia paleocristiana de Santuanni. Eus abiri puru sa città di Deristanisi, unu tempus importanti meda po essi sa capitale de su giuigau d'Erbarei. Seso a fai biri monumentus principalisi, a commenti sadurri de Mariano IV e Prazza Leonora d'Erbarei. Eus accabai sa puntata con sa visita a sa gresia de Santa Giusta, a pagos chilometros de sa città di Deristanisi. Po questa puntata è tutto. Si salutaus, si torraus grazias e si convidaus a si seguire in sa prossima puntata. Questa attività è stata realizzata con s'aggiuto della Regione Sarda,
Imprentas 2020-2021, lei regionali 22, de su 2018, articolo 22.